qui abbiamo preside, dicevo prima, consenti di chiamarti così, e l'opera di Maria Pia è questo tessere relazioni tra i vari aspetti delle lettere, no? dell'arte, delle lettere, della poesia, insomma avere una visione completa. In una società dove si cerca sempre più di settorializzare le cose, credo che abbiamo sempre di più, abbiamo ancora bisogno, e anzi di più bisogno di prima, di offrire una educazione ai giovani e non solo, che abbia la capacità di vedere l'uomo nella sua complessità, anche perché le grandi sfide della società contemporanea si possono affrontare, anche le sfide particolari, quando si riesce a avere la visione d'insieme e si riesce a capire verso dove andare. Per questo l'intervento, la relazione della professoressa Baldi è fondamentale. Siamo in questa casa argentina, intanto questo nome casa e non istituto e non sala eccetera ha un significato molto particolare, perché l'arte è proprio una casa. L'accenno che faceva prima Lattanzio alla, diciamo, commistione dei vari generi, dei vari aspetti dell'arte, è una parte essenziale del messaggio artistico. Già io vorrei partire dalla considerazione che qui stiamo celebrando due artisti, perché è la festa, diciamo, di Alejandro Marmo e siamo tutti contenti e orgogliosi, onorati di conoscerlo, e ci porta un messaggio straordinario. Ma celebriamo anche l'arte di Maria Pia Cappello. Maria Pia Cappello è un'artista eclettica che ha recensito importanti pittori, scultori, sia italiani che stranieri, ha presentato numerose mostre di pitture d'arte e ha scritto articoli d'arte su quotidiani, riviste specializzate, varie pubblicazioni. È una docente, quindi ha questa missione didattica, ma è un artista a tutto tondo. E ricordiamo tratti poetici, sempre di Sarpi Arte Edizione, ricordiamo La poesia nell'arte, in cui ci sono saggi critici su artisti italiani e internazionali, tra cui Carlo Levi, Ennio Calabria. Non mi voglio dilungare, ma credo che sia doveroso anche riassumere un po' l'attività di Maria Pia Cappello per capire quale è il punto in cui si situa quest'ultima opera. E abbiamo già sentito che presto Alejandro, proprio nella fucina del padre Fabbro, comincia a scoprire questa passione per il fare, per il creare. E qui permettetemi, a me è venuto in mente Efesto, è venuto in mente questo mito greco, perché si parla di paesi latini, perché l'Argentina e l'Italia sono paesi latini, e la radice comune dei paesi latini è sì la latinità, ma ancora di più la grecità. E quindi io ho rivisto in Alejandro anche il mito greco di questo dio, perché non a caso l'arte, diciamo, del fabbro nell'antica Grecia era vista come un prodotto artistico, non solo artistico ma miracoloso. Non era l'uomo, ma era il dio che faceva il fabbro. Quindi anche qui diciamo che le radici dell'arte di Alejandro Marmo arrivano da lontano, perché noi sappiamo che la creazione artistica per i greci era data da questa ispirazione, da questo furor, da questo daimon che rendeva l'uomo comune un dio, un semidio, perché chi crea, chi ha l'arte dentro di sé, ovviamente è su un'altra dimensione, non ce la può fare, è su un'altra dimensione, e è ancora più pregevole se un semidio, quale è l'artista, riesce a farsi uomo, cioè riesce a comunicare la sua arte in forme visibili e comprensibili, perché non è così scontato anche questo. E nella metà degli anni 90 crea questo progetto Artes en la Fábricas, di cui appunto abbiamo già parlato, formulando proprio il concetto di integrazione attraverso l'arte. Quindi cosa fa Alejandro? Raccoglie gli scarti delle fabbriche abbandonate di Buenos Aires e li trasforma in sculture con la collaborazione di questi operai e settori esclusi dalla società. Quindi qui noi assistiamo a un doppio recupero, non solo il recupero della materia
abbandonata, ma anche il recupero delle persone emarginate a cui si offre un'altra occasione, un'altra opportunità. E anche il portare l'arte nelle fabbriche dismesse, perché Alejandro lavora sia all'aperto sia fa della fabbrica dismessa un laboratorio, quindi anche la fabbrica dismessa, che è quanto di più triste secondo me, perché proprio l'inutilità che viene conclamata, anche la fabbrica stessa dismessa assume una valenza artistica, una valenza sociale, perché portare questi ragazzi emarginati, tossicodipendenti, poveri, veramente gli umili, i derelitti, portarli in una fabbrica, in un luogo appunto inutile, far rivivere sia i materiali, sia il contesto e sia le persone, è qualcosa che secondo me va oltre l'arte. Perché l'arte spesso viene anche vista come un prodotto di nicchia, perché una certa critica ha anche, voglio dire, osteggiato il valore utile dell'arte. L'arte viene vista sempre, diciamo, a questo alone di inutilità, come se il prestigio dell'arte risiedesse proprio nella sua inutilità. Qui invece l'arte diventa utile. E quale utilità? Questa è un'utilità che si carica di un significato veramente straordinario. E tra l'altro appunto quando la dottoressa Benedetti ha parlato di Vita Peron, questo è un colosso di acciaio riciclato di 31 metri per 24, vero? 14 tonnellate. 14 tonnellate, con il volto di Vita Peron. Quale altro miracolo ci può essere nel dare leggerezza, perché l'arte è anche leggerezza, è l'insostenibile leggerezza deve essere, no? E quale altro miracolo ci può essere nel offrire un esempio simbolico, una leggerezza fatta di cose pesanti? Quindi è veramente straordinario. E chiaramente abbiamo già sentito che questo rapporto con Papa Bergoglio inizia proprio dopo aver realizzato una serie di attività collegate all'arte e all'integrazione. Tra l'altro Alejandro Marmo ha la convinzione giusta che il linguaggio universale dell'arte può creare ponti, come diceva Lattanzi, e quindi si sposta tra l'America Latina, l'Europa, l'Asia, lavora con gli operai della Repubblica Dominicana, con immigrati rumeni in Italia e addirittura con anziani centenari a Tokyo. È vera questa notizia che documentandomi è straordinaria, perché davvero si spazia in tante dimensioni dell'emarginazione, perché anche il problema degli anziani non c'è solo il problema dei tossicodipendenti, degli operai licenziati, ma anche gli anziani nella nostra società purtroppo spesso sono considerati uno scarto. Poi nel 2004 la sua opera viene promossa a Milano con gli auspici del Consolato Generale Argentino ed è realizzata all'Università di Bologna il documentario Ruggine e Scarti, presentato alla Mostra del Cinema Argentino che si è svolta a Milano nel maggio del 2006. Proprio per combattere quella che definisce la cultura dello scarto, Papa Bergoglio ha voluto avviare insieme ad Alejandro Marmo questo progetto, La Chiesa che guarda al sud, ciascuno con i propri mezzi, perché anche questo progetto vede un'interazione. Quali sono i mezzi? Sono l'arte per Alejandro Marmo e il pontificato per Papa Bergoglio, un pontificato fatto di parole di evangelizzazione. Tra l'altro Marmo, voglio dire, da quando poi l'arcivescovo Bergoglio è diventato Papa Francesco, questo progetto si è rafforzato, ovviamente perché ha avuto una risonanza straordinaria, ed è stato anche realizzato il primo gemellaggio tra un paese italiano e una città argentina. Quindi San Rufo, in provincia di Salerno, che è la terra di origine di suo padre, il padre di Marmo, e Merlo, una città della provincia di Buenos Aires che era stata particolarmente colpita dalla crisi, diciamo, economica e sociale. Per cui dove va Marmo? Va dove c'è più bisogno di lui. E la chiesa che guarda al sud non è ovviamente un'indicazione geografica,
Il sud del mondo si trova dappertutto, si può trovare anche al nord. Il sud del mondo è quello dove ci sono i diseredati, ma è proprio l'emblema, il simbolo di chi ha più bisogno di essere aiutato. Questo gemellaggio proprio è stato suggellato dall'abbraccio, no? Di cui parlava la dottoressa Benedetti. Questo abbraccio che viene messo proprio al Terminal 3 di Fiumicino e simboleggia non solo il saluto tra due persone che si separano perché c'è un viaggio, ma proprio l'unione tra le nazioni. E questo è estremamente importante. Tra l'altro io ho letto una cosa che mi è sembrata veramente strepitosa, che l'inaugurazione è stata il 17 dicembre 2018, il giorno del compleanno di Papa Francesco. Quindi davvero ci sono delle coincidenze, alcune casuali, alcune volute, che davvero si caricano di significati simbolici che sono, secondo me, emozionanti. Papa Francesco all'inaugurazione ha detto: l'abbraccio è l'abbraccio che guarisce, è la tenerezza che guarisce dalla solitudine, e quindi è un nuovo linguaggio artistico, una forma nuova di dare speranza attraverso l'arte. Tra l'altro Papa Francesco è il primo pontefice, io confesso, l'ho scoperto documentandomi proprio sul marmo, è il primo pontefice ad aver scritto un libro, La mia idea di arte, edito da Mondadori e i Musei Vaticani a cura di Tiziana Lupi, che esprime appunto la visione del pontefice e la sua opinione sull'arte, presentato proprio da Alejandro Magno. Il rapporto tra Chiesa ed arte è sempre stato molto stretto. Molti pontefici hanno espresso il loro pensiero sull'arte e sulla sua funzione, ma soprattutto molti sono stati dei mecenati. Cioè il fatto che i Musei Vaticani abbiano un patrimonio artistico straordinario proprio deriva dalle collezioni che i papi mecenati hanno messo insieme attraverso il tempo. Però appunto mai prima di ora un papa aveva dedicato all'arte o addirittura un libro. Per Bergoglio l'arte, in quanto testimonianza visibile del creato e del divino, diventa anche strumento di evangelizzazione. E dice Bergoglio: in questo momento più che mai l'arte può essere usata come esempio per superare l'idea attuale di scarto, modificandola in termini positivi. Un'idea che Papa Francesco esprime attraverso una serie di opere scelte, tra le quali, vediamo bene, la Cappella Sistina, l'obelisco di Piazza San Pietro, che anche l'obelisco di Piazza San Pietro è in granito rosso ed è uno scarto di un'opera antica che era un omaggio a una divinità egiziana ed è stato poi il testimone del martirio di San Pietro. Quindi vedete come Bergoglio proprio valorizza lo scarto in tutte le sue accezioni. La deposizione del Caravaggio, il Cristo operaio e la Vergine di Luano di marmo. Quindi vedete che per Bergoglio il Caravaggio e la Cappella Sistina stanno sullo stesso piano di Alejandro Magno, proprio perché l'arte è un prodotto divino, è un prodotto che attraverso l'arte Dio parla, insomma è questo il concetto, attraverso l'arte Dio parla, si fa visibile. Papa Francesco appunto dice: l'arte, oltre ad essere un testimone credibile della bellezza del creato, è anche uno strumento di evangelizzazione, l'abbiamo detto. Dice, può sembrare strano, no? Può sembrare addirittura insolito che Alejandro Magno, in quanto artista contemporaneo, sia stato messo sullo stesso piano di Caravaggio e diciamo di Michelangelo. Però non è così, perché hanno in comune tutti di essere artisti e l'artista è il tramite dell'armonia divina. Quindi dallo scarto alla bellezza è proprio il percorso dell'opera d'arte di Alejandro Magno. Abbiamo sentito pezzi di metallo, lattine, usate, lucchetti, catene, resti di biciclette arrugginiti, ingranaggi, materiale che il mondo abbandona all'incuria e che diventano poi preda della ruggine, come si diceva per la mostra citata. E tutti questi
diciamo, oggetti che ormai hanno perso la propria funzione, e cancelli abbandonati, e diventano cose straordinarie. Tra l'altro proprio a Castel Gandolfo Papa Bergoglio ha messo a disposizione lo spazio in cui hanno lavorato questi giovani argentini che Alejandro Marmo ha portato, e guardate, è veramente una cosa che a me ha colpito molto, perché i ragazzi, gli anziani che si ritrovano anche a collaborare a queste opere d'arte, mi sembra un messaggio che va ben oltre l'emozione che noi possiamo provare di fronte a una Cappella Sistina, che è già vuol dire immensa, però qui c'è qualcosa di più. Perché? Perché la concezione dell'arte cambia anche attraverso i secoli, cioè è contestualizzabile, l'arte non si può decontestualizzare. E quindi è proprio in questa cultura dello scarto che si situa l'anello di congiunzione tra Alejandro Marmo e Papa Bergoglio, in questo voler raggiungere proprio le periferie del mondo, il sud del mondo. E Lattanzio ha già ricordato il Vangelo secondo Marco, in cui si dice la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. E diciamo, io vorrei anche un attimo soffermarmi proprio per contestualizzare l'opera di Marmo e far risaltare al massimo il valore. Vorrei soffermarmi un po' anche sulla storia dell'utilizzo degli scarti nell'arte, perché non è una novità. Alejandro Marmo non è il primo che prende degli scarti e li riutilizza, non è in questo il suo valore aggiunto, perché noi sappiamo che esiste Marcel Duchamp, Piero Manzoni, Burri, Mimmo Rotella, Cristo, no? Ricordate quella installazione che fece Cristo sul lago di Garda, eccetera. Quindi non è la prima volta che l'arte utilizza degli scarti. Nei primi del Novecento, Duchamp, Burri, Piero Manzoni e altri proprio esprimono questa nuova concezione di un'arte che è provocatoria, perché sono le prime mosse dell'arte in questa direzione, e alcune volte questa forma di arte si presenta anche come scandalosa, perché tutte le novità, no, hanno un impatto dirompente, perché andava contro l'estetica e la cultura dell'epoca. Perché andava contro? Perché l'arte si spostava per la prima volta da una dimensione fisica a una dimensione intellettuale. L'artista non è colui che manipola la materia, la creta, il marmo, i colori, eccetera, ma è colui che riesce a creare nuovi significati utilizzando i materiali e gli oggetti comuni. Poi si va agli anni 60, scusate, il tema dei rifiuti negli anni 60 assume anche una forza politica, perché diventa una critica alla società consumistica. Gli artisti si assumono una responsabilità sociale come opposizione a un sistema di spreco. E quindi abbiamo i nuovi realisti francesi, gruppo di cui faceva parte proprio Mimmo Rotella. Il riuso diviene una sorta di programma ideologico, etico ed estetico, e si propone un'arte che non fosse solo, diciamo, abbellimento e decorazione, ma che veicolasse proprio dei forti messaggi alla società. Voglio dire, salto delle cose perché non voglio prendere troppo tempo. Dagli anni 80 fino ad oggi come si sviluppa questa dimensione artistica nel riutilizzo di oggetti di uso comune? Gli anni 80 e 90 sono intrisi della consapevolezza ambientale e della coscienza ecologica che stiamo vivendo tuttora. Artisti come Michelangelo Pistoletto, Damien Hirst portano avanti la lezione delle avanguardie storiche che derivano dal futurismo e dal dadaismo e arrivano a una vera e propria rappresentazione della moderna coscienza ecologica con l'opera Regina del 99, che è una grande figura femminile interamente realizzata con bottiglie di plastica da riciclare. Quindi l'arte contemporanea ha catalizzato l'attenzione del pubblico sui temi della coscienza ecologica e dell'energia rinnovabile,
dell'inquinamento, della gestione dei rifiuti e della consapevolezza ambientale. Marmo si inserisce in questo filone del riciclo dei materiali, ma si distingue nettamente per il significato fortemente etico e religioso. Attenzione, mai prima di adesso il nuovo, questo nuovo corso artistico legato al riciclo si era rivestito il colore religioso. E il riuso di materiali ormai inutili, pur avendo comunque una valenza ecologista, e certo è chiaro che utilizzare i cancelli, utilizzare le lampine, eccetera, ha anche una valenza di ripulire dagli scarti. Però l'arte di Marmo assume una missione della lotta alla cultura dello scarto, come abbiamo detto, in netta sintonia con Papa Francesco. Infatti Maria Pia Cappello afferma: la sua arte è riconducibile al dadaismo, al ready-made, che appunto elevava ad opera d'arte oggetti di uso comune attraverso la volontà dell'artista, ma nella trasformazione socio-culturale Marmo introduce nuove modalità espressive. Giustamente. Maria Pia Cappello, con la sua straordinaria sensibilità, io devo dire umana prima che artistica, coglie perfettamente questo tratto distintivo dell'arte di Alejandro Marmo, già nel titolo, perché Spirituali metamorfosi di Alejandro Marmo ci fa capire il taglio spirituale che assume in Marmo la metamorfosi del materiale. Metamorfosi e non mero assemblaggio di pezzi divenuti ormai inutilizzabili, gli avanzi vengono strappati all'inutilità e viene dato loro un nuovo significato e vigore per quello che ancora possono rappresentare in un nuovo, rigenerato contesto. Pezzi disarticolati, disanimati tornano a vivere, esprimersi, tornano ad emozionare le persone, a stimolarle a riflettere anche sui valori profondi della vita. Attraverso un linguaggio divulgativo, che peraltro non si contamina mai con la semplificazione, Maria Pia Cappello riesce ad interpretare alla perfezione il messaggio artistico di Marmo e a portarla al cuore del lettore. L'opera si mostra arricchita in diversi articolata in diversi capitoli, ma qui non mi soffermo perché già la dottoressa Benedetti ne ha fatto cenno e l'ha illustrati in maniera, come al solito, competente. E le stabili equestri e tutto quello che abbiamo visto. E il libro mostra anche un ricco apparato iconografico-fotografico che illustra al lettore le principali opere dell'artista, e qui appunto rinnoviamo i complimenti all'editore Luce Sarpi, al dottor Luce Sarpi. Il risultato è un libro profondo ed emozionante, arricchito da frequenti significative citazioni. Io mi associo a quello che ha detto Gianni Lattanzi, perché questa è un'opera che deve essere divulgata ai giovani. Sicuramente va portata nelle scuole, bisogna fare di tutto per divulgarla, perché c'è bisogno di conoscere nuovi percorsi artistici e c'è bisogno di parlare al cuore dei giovani con l'arte. Quindi grazie veramente a Maria Pia Cappello, a Marmo, per averci fatto questo grosso regalo. Io veramente esco arricchita oggi in modo molto significativo. Grazie.